Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Splash Live del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che questa Splash va in onda anche il sonoro sul canale del Marietto Veneziano su YouTube. Se non l'avete ancora fatto vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube di Ildegalla e al canale YouTube del Marietto Veneziano, no? Oggi vorrei rispondere anche a qualche domanda che mi ha fatto in PVT qualche persona dopo aver visto la pillola di ieri, che più o meno l'hanno vista 200 persone, 220, 200, sì, 200-220 persone. Chiaramente non tutta perché dura più, ieri è durata quasi mezz'ora e quindi di conseguenza, no, diciamo 250 perché poi c'è questa cinquantina di persone che l'ha vista sul tubo, quindi abbondantemente 250 persone. Proprio perché ieri parlavo di queste egregore che vengono alimentate chiaramente non solo dalle persone che facevano il rosario, no? Ma anche da quell'apparato tattico militare che era stato arruolato dalle donne che si chiamavano suore, che ogni ordine di suore poi erano praticamente stati inquadrati come un piccolo esercito, poi ognuna, no, dedicava la loro vita. Dovete ricordarvi che molte di queste suore erano reclutate anche in famiglie povere e per mangiare si praticamente arruolavano in questi monasteri. Quindi queste egregore, no? Chiaro che poi qualcuno mi ha detto, sì, ma anche prima c'erano queste, come si suol dire, questi studi, questi caricamenti di egregore con ad esempio i Wicca, no? I Wicca del nord, questi che sono stati definiti Wicca, ma in realtà queste culture celtiche, queste culture del nord avevano anche loro, sì, però sono state spazzate via dalla Chiesa di Stato, sono state ranzate via dal 400 d.C. in avanti, no? Però, e quindi ho parlato di quello che ci concerne a noi, è vero che sono sempre esistiti, però non sono mai stati inquadrati così tanto. Anche perché bisogna fare un punto sulla situazione. L'impero romano è caduto non perché sono arrivati i barbari, perché i barbari di barbaro non avevano niente, anzi erano organizzatissimi. L'impero romano si è riciclato, non è mai caduto, e si è trasformato nella religione di Stato. Quindi ha preso solamente un'altra faccia. Ciao Graziella, grazie di esserti unita nel diario Maria Teresa. Quindi in quel periodo lì, tra il 1100 in avanti, quando hanno cominciato a fare la caccia alle streghe, quando hanno cominciato a cercare di sterminare gli albigesi, quando hanno cercato insomma di sterminare tutto quello che non era confacente, la donna, da animale senza anima, è passata a essere un meccanismo importante di tutta la struttura. Poi chiaramente in quel periodo i preti si potevano sposare, le famiglie, poi quando si sono resi conto che l'eredità andava ai figli dei preti, chiaramente hanno detto che non bisognava più avere una continuazione e quindi sono diventati tutti di nuovo celibi, no? Nel senso che non avevano più la possibilità di sposarsi, sia le donne che gli uomini, no? Quindi noi stiamo vivendo in un periodo di transizione in cui la donna sta riprendendo le conoscenze ancestrali e il suo potere, diciamo così, e questo è un bene, no? Però è chiaro che sfido chiunque uscire da quelle scatole mentali di 700-800 anni di lavaggio del cervello, di questi rosari, no? Di questi santi, no? Perché di santi, molti santi, un giorno ho letto un racconto di Osho, questo mistico orientale, che spiegava che c'era un santo che la Chiesa di Stato ha nominato, che in realtà era un tipo che si era messo su una colonna alta 40 metri e non voleva scendere, stava su, viveva su, in questa, faceva tutti gli escrementi su, e la Chiesa cattolica, visto che era un pochettino fuori dal coro, addirittura è riuscito a farlo santo, no? Quindi capite che in questo miscuglio di santi c'era anche qualcuno che era stato scelto un po' per le sue qualità un po' estroverse. E invece magari yogi o vere persone che avevano delle qualità superiori
magari non sapremo mai che sono santi, no? Però il discorso dei santi è anche particolare, perché qualcuno avrà magari seguito il fatto del discorso delle reliquie, no? E questo è importante capire, perché quando uno prende le reliquie di uno che viene definito santo, no? Si aggancia al proprio campo astrale energetico, e quindi di conseguenza la reliquia diventa quasi un timone per manipolare quella entità che è morta, no? Quelle larve, perché in fondo quando una persona muore, se veramente è un santo, voglio dire qualcuno fuori dal coro, lui lascia i vari piani astrali e va su, no? Quindi di sotto rimangono solo i gusci astrali, no? E quindi le reliquie al massimo possono manipolare i gusci astrali, ma il santo non lo vedranno mai, no? Però al di là di questo discorso, riprendiamo il discorso di queste donne che da animali sono passati a un ingranaggio importante. Oggi come oggi c'è un'evoluzione, perché le chiese si stanno svuotando, queste cattedrali sono sempre più vuote, proprio perché c'è un'evoluzione, sono arrivati i social, sono arrivate le auto, come spiegato che nei primi 500 avevano fatto un po' spopolare la domenica le chiese, e quindi di conseguenza si è un po' lasciato andare questo modello, questo modello di culto. Vorrei dire anche un'altra cosa, che prima dell'avvento di questo cristianesimo un pochettino fagocitato, prima dell'arrivo di questo Cristo, no? In Egitto c'era già una forma embrionale di cristianesimo, e si riunivano periodicamente ogni settimana in una struttura, no? Così dice Gurdjieff, e li studiavano magari per giorni, percorsi misterici. Ciao Ivana, ciao Fiorenzo, ciao Stella Mattino. Quindi il cristianesimo fondamentalmente è sempre esistito, anche prima dell'avvento di quello che viene definito Cristo, e in Egitto, no? C'era da centinaia di anni questi incontri di studi misterici, dove le persone anche analfabete andavano lì e stavano ad ascoltare cosa diceva, proprio perché nessuno sapeva leggere e scrivere, no? In quel periodo lì. Quindi ritorniamo al discorso delle donne. Quindi le donne effettivamente, è vero, anche prima della, come si suol dire, del rosario, facevano da sole, però sono state sterminate in questa caccia alle streghe, diciamo così, no? E quindi gli hanno resettato le conoscenze, e poi dopo le hanno messe dentro le cattedrali, le chiese, a incominciare a perpetuare questa egregora. Quindi capite bene che oggi andare a parlare a una persona che è nata in quel periodo in cui ancora la Chiesa di Stato era forte, e spiegare certi concetti è molto difficile, no? Lo si può incominciare a pensare, a spiegare a quelli che sono arrivati dopo il baby boom, no? Ma quelli prima, che sono ancora inquadrati in quella mappa mentale, è difficilissimo. Poi parlando con Hilde, appunto, mi spiegava anche che c'è molta gente che pensa di pensare ma non sta pensando, cioè, ovvero sta pensando dei pensieri già precotti e fatti da altre persone. Io vi voglio raccontare una mia esperienza personale. Ciao Sara, grazie di esserti unita. Allora, anni fa, più o meno 20 anni fa, con la coda dell'occhio nel mio studio per fare di alimentazione, capitava sempre di vedere un'entità dentro, come si suol dire, dentro il mio ufficio, poi mi voltavo e non lo vedevo più, no? E sapevo che c'era, pensavo che era un lim che veniva a trovarmi o che mi cercava, insomma. Mi era capitato anche molte volte di aprire la porta, vederlo, chiuderla per la paura, e riaprirla non c'era più, no? E allora, insomma, non è che vivevo sulla graticola, però sapevo che nello studio non ero da solo. Un bel giorno, era sera, veramente, e cosa succede? Succede che ero da solo in ufficio, stavo aspettando un cliente, e a un certo punto si presenta un essere, sarà stato alto 1,80 m, 1,90 m, pieno di muscoli, no? Verde, no? Color verde, e con la faccia che sembrava
sapete quelli che ha le branchie, no? Che gli scende come un pipistrello. E io prendo un colpo, e insomma questo qui era dall'altra parte della mia scrivania. Poi quello che mi faceva paura di questo essere non è che era pieno di muscoli, perfettamente proporzionale, che aveva una pelle verde, ma è che dal suo corpo emanava un'energia di forza, di aggressività e di persona che era, come si suol dire, verso la bestialità in un modo importante. Quindi io avevo questa vibrazione di questo personaggio che effettivamente mi faceva paura. Ok, io ero lì, la prima cosa che ho pensato è che era un extraterrestre. Allora gli ho detto, senti, ma tu sei un extraterrestre? E lui mi ha detto che non era un extraterrestre. Allora gli ho detto, ma tu sei il capitano degli alpini? E lui mi ha detto, no, non sono il capitano degli alpini. Perché io, come si suol dire, mi sono spaventato, no? E ho chiesto, ma scusa, tu chi sei? E lui mi guarda e mi dice, io sono te. Io l'ho guardato, non era, cioè io non è che sono bello, no? Sono nella media, no? Quando ho guardato questo elemento ho detto, cavolo, sono veramente brutto però, se io sono lui e lui è me. Anche io ho pensato, questo qui adesso mi mangia, come minimo, no? Perché usciva dal suo corpo una vibrazione di terrore nei miei confronti pazzesca. Cioè praticamente io mi trovavo di fronte a un animale pazzesco, no? A qualcosa di veramente che faceva tremare. Oh, questa è una storia di fantasia, non andate a dire in giro che il Marietto racconta queste cose perché mi danno il TSO. Lo racconto solo per vedere se tiene la storia per scrivere un libro gratuito. Allora, morale della favola, è una questione di pochi secondi che è successo questa cosa qua. All'inizio pensavo subito che erano extraterrestri e lui mi ha detto di no. Poi ho pensato, magari è arrivato il capitano degli alpini sotto un'altra forma e mi ha voluto salutare, è ritornato, no? Perché ufficialmente in quel periodo era già morto. E lui mi ha detto di no. A un certo punto, quando mi dici che lui ero io, a un certo punto lui ha fatto un balzo, no? Mentre lui ha fatto questo balzo e stava volando sopra la scrivania, il vostro Marietto ha pensato due cose. La prima è che era la mia fine, che mi avrebbe mangiato, e la seconda che mio papà, visto che mi ha detto che avrei vissuto oltre gli 85 anni, si era sbagliato. E ho pensato, è la fine, mi sta per sbranare. Quando fa questo balzo in aria, dopo questi pensieri, ho detto anche, Signore, perdonami per tutte le cose brutte che ho fatto, sto arrivando. No? Quando ho fatto questo balzo, lui mi è venuto addosso, no? E io ho pensato, adesso mi sbrana. E invece è entrato dentro nel mio petto, si è sciolto, no? Si è smaterializzato dentro il mio petto, come in film di fantascienza. Perché io ho pensato, adesso sarà dentro, mi starà sbranando tutto il corpo, addio. No? Quando era dentro, cosa è successo? Ha cominciato a parlare con me e mi ha detto, io sono te, e io parlavo con lui con la mente, chiaramente, no? E a un certo punto cosa è successo? È successo che lui mi ha detto, io sono te e adesso ci uniamo. Quando mi ha detto questa cosa qua, il vostro Marietto ha pensato, ma se ci uniamo io perderò tutte le conoscenze del mio vissuto. E quindi di conseguenza sparirò, no? Ma è stata una questione di pochi secondi, no? Tutta una cosa molto veloce, no? Morale della favola cosa ha fatto? Lui si è unito a me, no? E in quel momento che si è unito a me, il vostro Marietto ha incominciato a pensare in tedesco, quindi è come se si fosse aperta una porta del mio cervello che ho dentro ma che non ho mai utilizzato, e a quel punto lì mi sono venute in mente tante cose, però una cosa che era pazzesca è che riuscivo a capire i pensieri dei miei clienti. Riuscivo a capire il pensiero dei miei clienti, delle persone che avevo conosciuto. In quel momento lì li sentivo a casa loro, bastava che pensavo a una persona, riuscivo a capire cosa stava pensando e per quale motivo stava pensando, no? Allora la cosa mi aveva cominciato a piacermi, prima di tutto perché ragionavo in tedesco, pensavo in tedesco, no? Capivo di sapere 4-5 lingue senza nessuno sforzo, perché vuol dire che c'era qualcuno o nel mio passato o quando ero piccolino, visto che questa entità era dentro di me anche era piccolina. E cosa è successo? Mi sono reso conto che questa entità riusciva a fare pensare alle altre persone
le cose. Cioè, in altre parole, le persone pensavano di pensare, ma nella realtà era questa entità che le faceva pensare. Al che io ho pensato, è fatta, no? Con dentro questo essere che dice di essere lui, e io lo sentivo che eravamo la stessa cosa, qui non c'è più nessun problema per il Marietto. E a un certo punto lui mi dice, dopo 10 secondi, 15 di questa cosa qua, me ne devo andare. Perché il Marietto, dal momento che aveva paura di questa entità, al momento che aveva capito che non era parte del Marietto, ha detto no, tu non te ne vai, stai qui con me, perché adesso che ho capito chi sei e cosa, il potere che hai, la potenza che hai, devi stare qui con me. Gli ho detto così, no? E lui mi ha detto no, tu adesso non sei in grado di, come si suol dire, di capire ancora, tornerò quando avrai 60 anni. Mi ha detto proprio così. Però devo dire una cosa, prima di saltare dentro di me mi aveva detto tu da qui, da questo studio te ne devi andare perché qui c'è una guerra. Io infatti ho guardato fuori dalla finestra, vedevo le macchine in colonna ai semafori, dicevo ma che guerra, qui sono tutti fermi, non c'è nessun tipo di guerra. Quindi cosa è successo? Quando lui poi se n'è andato, io pensavo che usciva e invece è entrato dentro di me più profondamente. Allora, cari amici che mi state ascoltando, questo è un racconto di fantasia, mi raccomando, non andate a dire in giro che Marietto dice che esistono queste entità. Però due cose ho capito. Prima, che noi possiamo pensare in modo relativo per il semplice fatto che ci sono queste entità, no? Queste forze, chiamatelo poi come volete, no? Che sono all'esterno e riescono a far pensare a una densità di popolazione di 300.000 persone. In altre parole, le persone che pensano di pensare effettivamente sono in un modo o in un altro condizionate. Quell'essere lì che è dentro di me riusciva a far pensare alle altre persone certe cose e io riuscivo a capire perché le pensavano. Lo sentivo dentro di me, no? Quindi quando voi vedete che uno è un po' birichino, che uno è un po' attaccato alla materia, molte volte, spesso volentieri, no? È vero che è il suo karma, è vero che magari è anche un po' pirlotto, un po' magari ingenuo, ma molto probabilmente c'è qualche forza o qualche entità che li conduce a fare questi pensieri. In fondo è la stessa cosa che dice Bardon Fravato nel suo racconto, che le persone non sono libere, non hanno il libero arbitrio, è solamente una chimera il libero arbitrio. Questa è stata la mia esperienza, quindi quando lui, tra virgolette, è uscito, e che non è uscito, è andato dentro in profondità dentro di me, ho pensato, vediamo a 60 anni cosa succederà. Quindi, come ce l'ho io, sicuramente ce l'avranno altre persone, no? Certamente che quando lui mi ha detto che lui ero io, ho detto, cavoli, però sono veramente brutto, perché questo qui non è che era un fotomodello, molto probabilmente avrà potuto, come si suol dire, prendere qualsiasi tipo di forma fisica, no? Però in quel momento lì io me la facevo sotto. Adesso io non so se magari me l'hanno messa addosso da piccolino questa entità, non so, però so e ho capito in quel momento lì che molte persone sono innocenti proprio perché non hanno la capacità di capire che esistono questi soggetti, queste forze, chiamiamole così forze, che è una cosa più grande. Quindi molte persone, che ci crediate o no, anche se sembra che pensino, sono solamente dei robot, perché se l'ho visto io, l'ho sentito io, riuscivo a percepire persone, miei clienti che pensavano o bene o male di me, che erano a casa loro, e vedevo chi gli aveva costruito dentro il loro pensiero. Capite? Quindi ci sono queste forze, no? Praticamente io, da come ho capito, questi dirigono più o meno il pensiero di 300.000 persone, almeno nella zona dove sono io ci sono 300.000 persone, e questa forza riesce, senza che la gente se ne renda conto, a fare come una matriosca, cioè nel senso che la gente pensa di pensare, magari fa carriera, roba del genere, ma nella realtà sta costruendo anche magari un brutto karma, che magari mette e quindi in conseguenza la situazione è così, no? Questo bisogna anche riflettere, perché magari alcune volte siamo vicino a dei personaggi
che sono un po' birichini, ma se noi avessimo la capacità di capire come questa forza che mi è entrata, di riuscire a capire perché ragiona così, molto probabilmente non lo giudicheremo male, no? Ma avremo compassione. E questo è un primo racconto per farvi capire che molte volte, se ci vengono dei pensieri che non sappiamo da dove arrivano, ma sono estremamente perniciosi e negativi, molto probabilmente è perché ci sono delle forze esterne che ci conducono a pensare così, no? Anche se non ci crediamo, cioè queste forze ci sono anche se non ci crediamo, Non è che perché dite io non ci credo, capite? Cioè quando la gente diceva che la terra era piatta e uno gli andava a dire che era rotonda, non è che perché non ci credeva diceva che era piatta, la terra era piatta, no? Capite? E quindi queste forze ci sono e ci condizionano tutta la vita, tutte le forze. Ecco, anche per questo che i Servadi, che vi ripeto, Tusis nel suo libro Aristocrazia nera spiega benissimo chi sono, no? Riescono a governare il mondo, molto probabilmente perché riescono a governare queste entità, queste forze che guidano la popolazione a fare quello che poi fanno e non si vede, non ci crede nessuno, no? E adesso questo è il primo racconto. E adesso voglio farvi un altro racconto, no? Un altro racconto, sempre fantasia, mi raccomando, questi qui sono racconti di fantasia del Marietto, tanto per così, no? Tanti anni fa vi ho detto, io ho conosciuto un uomo che poi, no, vi racconto prima la storia dei cabalisti di quando avevo 15 anni per dare dei dettagli, no? 15 anni io vado a prendere il bus in un posto e andavo sempre in una buvetta a aspettare il bus, no? Lì costava poco la bibita, incontro questo gruppo di cabalisti, no? Che io in quel momento lì all'inizio pensavo che era un gruppo di spazzacamini, poi un gruppo, non so io, sapete, quelli un po' malati che vanno in giro, però erano sempre vestiti nero, col cappello nero, la camicia bianca, cioè capito, pensavo che erano tutti con la barba, no? Sapete come sono, no? Pensavo che era un gruppo di ebrei all'inizio, infatti mi ero messo a leggere i molevi, no? Per riuscire a capire chi erano, dico ma che caspita sono questo gruppo qui che mi ferma, mi dice cose che non stanno né in cielo né in terra, no? Ma il giorno che io ho capito, cioè voglio dire, ho preso coscienza chi erano, è stato quel giorno che mi ha fatto vedere il futuro, quel giorno che il vostro Marietto se l'è fatta sotto. Al di là che mi hanno descritto tutta la vita, come è successa finora, e non hanno sbagliato un colpo. Ma devo dire una cosa, questo l'avevo già visto quando a 7 anni e mezzo ero stato tirato sotto da una moto, no? Quindi ci sta, no? Magari potevo aver pensato quel momento che mi avevano drogato, però quello che mi aveva proprio in un certo senso spaventato è che loro mi hanno detto tu nella vita devi scappare da qua perché arriverà una guerra e praticamente qui verrà tutto cancellato e tu non preoccuparti che i tuoi genitori riuscirai a mantenerli con la radiestesia, no? E fino a lì ci stavo, io li ascoltavo perché sapete come quando uno parla, no? Che racconta queste cose, no? Uno ci può credere o meno, si fa due risate, io ho 15 anni, figuratevi a 15 anni io cosa volete che capissi, no? Era un boccia. Il problema è che a un certo punto eravamo tutti e tre in piedi e questi mi hanno trasportato in un posto dove praticamente quel posto dove io ero era tutto pieno di edere, come se fosse la vegetazione cresciuta, era tutto demolito, no? Io guardo il posto e la prima reazione che ho pensato è che nella bibita, nel tè o nella Coca-Cola che stavo bevendo ci fosse stato dentro una sostanza allucinogena. Prima quello che ho pensato, che mi hanno drogato, mi hanno portato in un set cinematografico. Quando ho capito che non era un set cinematografico, ma loro mi dicevano noi siamo come Dio, possiamo farti vedere certe cose, e quando ho capito e ho messo a fuoco la gravità di quello che mi hanno fatto vedere, io chiaramente ho capito che, come si può dire, avevano ragione. E a un certo punto, visto che ero l'unico di quella zona a cui loro spiegavano le cose, io ho chiesto, ma non solamente quella volta,
perché mi facevano vedere quelle cose lì solo a me, no? Perché c'era tante altre persone, no? Lì. E loro mi hanno detto, guarda, tu nella vita prima sei stato un nostro maestro cabalista, in questa vita sarai una cioccolata, però sei sempre un'anima preziosa per noi perché tu sei il nostro rabbi, no? Il rabbi Mario. Morale della favola, poi mi hanno spiegato altre cose, io sono andato a casa a spiegare le cose al mio papà, però sapete che in quel momento lì c'era un po' da salvare lo stivale e quindi le cose sono andate in un'altra direzione. Quindi adesso, al di là di quella entità che mi è saltata dentro di me, che mi ha detto che c'è una guerra e devo andarmene via da quell'ufficio, e la guerra nessuno la sta vedendo in questo momento, anch'io non la stavo guardando lì, al di là di questi, come si suol dire, cabalisti che mi stavano facendo vedere e spiegare certe cose del futuro, io ho capito che in quella città lì praticamente verrà azzerata. Il problema è che i tempi stanno stringendo. Poi la ciliegina sulla torta è successo quando nel 2003 è venuta questa veggente, che il mio datore di lavoro pagava 1500 franchi per 45 minuti e per farla arrivare ci ha messo la bellezza di 6 mesi perché era in Malesia, no? Stava lavorando per multinazionali, robe grandissime, no? E quindi ha aspettato 6 mesi. Questa donna quando è arrivata mi ha fatto vedere che lei sarebbe morta, tra le tante altre cose, mi ha fatto vedere che lei sarebbe morta quando io avrei 60 anni in un'altra città vicino a quella lì, proprio per un attacco terroristico. Quindi adesso non è che voglio essere pessimista o come si vuol dire, io adesso ho una certa età, mi avvicino ai 60 anni e quelle cose che mi hanno fatto vedere, no? Insomma, sono un po' pesanti e quindi è chiaro che se poi ci sono persone che riescono anche a non farci pensare a quello che dovremmo pensare, 1 più 1 fa 2, se hanno ragione i cabalisti e i cabalisti hanno ragione, no? Qui fra un po' verrà qualcosa che non sarà il massimo della vita, no? Dico in Europa, no? E quindi bisogna sempre stare un pochettino in campana, no? In campana, avere l'occhio vispo e cercare di riuscire a capire che la situazione sta in un certo senso cambiando. Io l'ho vista a 15 anni, no? E me la sono fatta letteralmente sotto, cioè adesso io la dico raccontando così, una barzelletta sembra, ma in quel momento lì, quando io ho preso consapevolezza di quello che avevo visto, non è che, cioè io ho capito che quelle persone erano veramente come dicono i cabalisti, quando uno sale fino al 125° gradino può acquisire l'eguaglianza della forma di Dio, del creatore. E quindi questi qui erano riusciti a portarmi, ma sono riusciti a portarmi in quella dimensione non perché sono bello, bravo, intelligente in questa vita, perché nelle altre vite io ero stato un loro rabbi e gli avevo dato loro la scala per poter salire, no? In questo momento la mia anima è sempre quella di una volta, non è mai cambiata, e il marietto però è un po' un pirlone. Quindi, buongiorno Angela, quindi capite, è chiaro che questo è un racconto di fantasia, però se vengono 3 persone, 3 gruppi, i cabalisti, poi viene questa veggente, poi arriva questa entità che mi spiega certe cose, cioè è vero che il marietto è un po' gnucco, è vero che è un po' un diesel, no? È un po' decoccio, però insomma quando vengono 3 gruppi esoterici diversi e ti dicono quelle buone, guarda cambia aria perché la situazione sta diventando incandescente, cioè uno deve essere proprio caduto dal seggiolone da piccolino per non muoversi, capite? Bisogna in un certo senso attivarsi, no? Il vostro marietto si è attivato 5 anni fa dando l'ebook dell'avvocato Ceratini, no? In cui si possono attivare vari circuiti per difendere la nazione, ma però, come diceva mio papà, io penso ai miei figli e gli altri pensano ai loro figli, no? Quindi ognuno, no, dovrebbe incominciare, e non parlo di quelli che mi seguono sempre, no? Ma di quelli che, no? Quei 250, che saranno magari 200, che non hanno mai seguito il marietto veneziano, e che gli consiglio di andare nel sito capitano.altervista.org e attivare tutti
i circuiti che riescono a attivare per loro stessi e la loro famiglia, che è tanto gratis. Perché i tempi che stanno arrivando sono tempi importanti, sono tempi che, insomma, avete visto Beirut, no? Cioè, quella cosa lì non è che l'hanno inventata, nel senso è data una persona, ha dovuto appoggiare qualcosa, poi è successo, no? Quindi stanno arrivando questi tempi che io ho visto 15 anni, sono veramente tempi che, e non è che si può schivare, perché alcuni mi chiamano ma non si può fare niente per frenare, cioè se io l'ho già vista vuol dire che è già successa, e non è che una cosa che voi vedete non può succedere, no? Se voi stamattina siete stati tamponati da una macchina e la vedete, non è che potete andare da Pippo Pluto a dirgli ma si può cancellare, ormai è venuta, no? Il fatto di potersi spostare nello spazio-tempo, che ai cabalisti è consentito e ad alcuni veggenti pure consentito, non è che vuol dire che si può evitare, ci sarà. Quindi non bisogna mettere la testa sotto la sabbia e bisogna attivarsi in tutte le direzioni, no? Attivare tutti i circuiti di protezione, attivare tutto quello che si può, perché chi li avrà attivati in quel momento avrà sicuramente, e poi dal mio punto di vista, se l'hanno spiegato a me, che sapevano che io avrei divulgato questa materia, è chiaro che un piccolo aiuto anche il legare mediato veneziano lo danno, non è che facciamo queste cose per perdere tempo e star qui a menare il can per l'aia, cioè a me mi frega niente di far vedere la mia faccia di qua e di là, ma è più che altro che se il mio vicino di casa sta bene, stiamo bene un po' tutti. Salve Doris. Quindi cari amici, il vostro Marietto vi dice attivate tutti i circuiti, fate tutto quello che volete, perché dove personalmente il Marietto abita, nella zona, qui verrà raso, e abito al nord, raso il suolo tutto. Poi che vi racconto le favole, sono contento per voi, però quello che il Marietto ha visto è tosto. E infatti cosa è successo? Più o meno 10 anni fa c'è stato un gruppo nutrito, importante, di ebrei, che vi ricordo, gli ebrei non sono cabalisti, però diciamo che la gente ha pensato che erano ebrei, che da questa zona qua si sono spostati, sono andati in altre zone. Più o meno 300-400 di questi signori hanno preso le proprie famiglie e hanno proprio venduto tutto quello che potevano vendere e se ne sono andati, no? La gente li chiama ebrei come li chiamavo io da piccolino, ma in realtà questi cabalisti mi dicevano noi con gli ebrei non abbiamo niente a che fare e anzi per noi il Führer era anche una brava persona. Quindi per darvi l'idea che quando uno arriva e dice io sono ebreo non ha niente a che fare con i cabalisti. I cabalisti hanno una certa figura, un certo diviso, un certo pensiero e gli ebrei ne hanno totalmente un altro, che alcune volte sono addirittura gli antipodi. Magari si avvicina solo per la lingua, ma stop, la cosa finisce lì. Bene cari amici, il vostro Marietto ha fatto questa filippica riprendendo i punti, prima di tutto delle donne che hanno l'anima e sono importantissime e che purtroppo sono state in un certo senso manipolate per secoli dalla Chiesa di Stato, mungendole con questi rosari, per creare questa egregora che per un certo periodo ha, come si suol dire, rinforzato il loro mondo. La seconda cosa molto importante che il vostro Marietto vi ha detto è che ci sono delle entità che riescono a farvi pensare delle cose anche se voi non lo volete. Infatti alcune volte ci sono anche persone che mi contattano e mi dicono ma sai, mi è venuto in mente un pensiero che non è nelle mie corde, e ci credo. Infatti nella magia esiste l'adagida, che compie la stessa operazione, solo che l'esoterista ci mette molto più tempo e queste entità fanno trick e track e riescono a farvelo pensare senza che voi lo vogliate. E poi per gli ultimi tempi, riprendo un po' il discorso, cercate di avere delle amicizie verso il sud, perché quando qui in un certo senso ce la faremo, però verranno cancellate delle zone che hanno creato del karma negativo per gli altri. E queste zone che sto parlando dove ci sono le banche, no? Perché è chiaro, no? Col signoraggio bancario hanno fatto dei disastri in mani, no? Quindi chi abita vicino alle banche
o chi lavora nelle banche è meglio che in fondo cerchi magari qualche altra testa da mungere, no? Perché queste persone qui saranno i primi bersagli di questo sistema. Comunque io qui lo dico, qui lo nego, perché sapete che Marietto le spara grosse, fuoco d'artificio, ma se poi andate a dire in giro che io dico queste cose io nego, sapete che mi date il TSO e andiamo via lisci. Però per quelli che credono nelle favole, che gli piace sentire le favole, questa potrebbe essere interessante. Bene cari amici, ho detto tutto. Se non vi siete ancora iscritti nel canale di Ildegard Marietto Veneziano, iscrivetevi. Domani sera ci sono le Sibille Pendolino live alle 20:30 nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e venite anche a trovarci nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao Tiziana, ciao a tutti e alla prossima, ciao.